Iniziato a Roma il pellegrinaggio dei cresimati della diocesi di Chiavari. Dio è vicino alle domande più profonde del nostro cuore. È la riflessione durante la prima tappa dedicata a San Paolo. Ho trovato tanta fede in Irlanda, le parole del Papa in volo verso il Vaticano. Alle famiglie ha affidato il mandato di essere fonte di incoraggiamento per gli altri. Il prossimo incontro sarà a Roma nel 2021. Settimana decisiva per Genova, lunedì di disagi per il traffico, si attende il piano di autostrade per la demolizione del Ponte Morandi, domani la visita del capo della Protezione Civile. Iniziato il controesodo dei turisti dal Levante Ligure, traffico regolare in A12, operatori concordi, calo di presenze nell'estate 2018 rispetto agli ultimi 3 anni. In fase di ultimazione i lavori al nuovo manto in sintetico del Sivori A di Sestri Levante, investiti 500.000 euro, previsti interventi anche a spogliatoi e impianto di illuminazione. Anteprima di Expo al lascito Cuneo di Calvari, inaugurate 4 mostre, ad esporre tra gli altri Mauro Giuffra e lo scultore Mirko Solari, rimarranno aperte sino a domenica 2 settembre. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio Oggi. Sono arrivati nel primo pomeriggio a Roma i 230 partecipanti tra ragazzi e catechisti al pellegrinaggio dei cresimati della diocesi di Chiavari. Prima tappa nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Ce ne parla in collegamento in diretta da Roma Don Luca Sardella. A te la linea, Don Luca. Grazie Maurizio, buonasera a tutti, prendiamo la linea in diretta da Roma. Sì, sono arrivati qui i 230 partecipanti al pellegrinaggio annuale dei cresimati della nostra diocesi, partiti questa mattina alle 7 dai vari punti di Rapallo, Chiavari e Levante. Dopo una prima sosta in autogrill, come dicevi, la prima tappa è stata nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Potremmo dire che la giornata di oggi è stata dedicata proprio alla figura di San Paolo e c'è stata la possibilità di visitare, come dovreste vedere dalle immagini, la basilica al suo interno. Siamo, come vedete, all'interno di un camping, i ragazzi si stanno sistemando per trascorrere la notte qui alle porte di Roma e abbiamo alcuni ragazzi che desiderano raccontare intanto come è nata questa esperienza. Abbiamo Giulia, arriva dalla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. Come è nato, Giulia, questo desiderio di partecipare a questo incontro? Beh, da prima di tutto dai campi, perché soprattutto la nostra parrocchia organizza diversi campi, cogni, non sto a elencarli, e quando mi hanno detto Roma dai, vado pure io, e hanno detto che c'erano pure ragazzi da Chiavari e da altre zone della nostra Liguria, e ho detto vabbè, perché rimanere a casa e non conoscere nessun altro. L'esperienza del viaggio è sempre molto arricchente perché ci sono intrecci di parrocchie. Noemi arriva da Chiavari, dalla parrocchia di Ribasso, e hai fatto amicizia con alcuni che arrivano da quali zone? Carasco, Rapallo e Chiavari. Come è andato il viaggio sul pullman? Che cosa si fa in queste esperienze? Abbiamo giocato a carte, messo la musica e ci siamo conosciuti un po' tutti insieme. Un'occasione davvero di grande apertura. Come dicevamo all'inizio, la prima tappa nella Basilica di San Paolo. Abbiamo Matteo, arriva dalla parrocchia di San Giovanni Battista di Chiavari. Che cosa ti ha più colpito della giornata di oggi? Sicuramente un viaggio in pullman molto lungo, però anche molto divertente, e arrivati alla Basilica di San Paolo mi ha stupito per la sua enorme grandezza e piena di dettagli, e anche la storia di San Paolo mi ha colpito molto. La storia l'ha raccontata un monaco benedettino che vive proprio nella Basilica di San Paolo fuori le mura insieme alla sua comunità, lo abbiamo intervistato. Che cosa può dire oggi la figura di San Paolo ad un giovane? San Paolo parla, a mio avviso, ad un giovane anzitutto del fatto che Dio è un Dio vicino, il Dio in cui crediamo, Gesù Cristo, è un Dio che è veramente la risposta alle domande più profonde del nostro cuore, e per questo San Paolo è un modello sempre per il cuore di un giovane. Dice anche il fatto che Dio è un Dio fedele, cioè un Dio che ci sta sempre vicino e non ci abbandona,
e per esempio le immagini dei papi stanno proprio a testimoniare questo, che nella storia dell'uomo, anche con tutte le sue fragilità, Dio è stato sempre vicino alla sua Chiesa, così come è vicino al cuore di ogni uomo. Qui a San Paolo fuori le mura è presente anche un'abbazia con una realtà di monachesimo. Che cosa significa vivere una realtà di monachesimo all'interno di una città come Roma? È un punto di riferimento spirituale, perché i monaci danno il servizio della liturgia, che da sempre è una caratteristica dell'ordine benedettino, una liturgia che poi è arricchita anche dal servizio delle confessioni, che incessantemente è fornito ai fedeli di tutto il mondo, e un centro di studio della parola, di direzione spirituale, quindi è all'interno del panorama di Roma un punto di riferimento proprio in cui i monaci cercano di offrire le peculiarità della loro spiritualità al servizio proprio anche dell'apostolato. Ritorniamo in diretta da Roma. Per alcuni è la prima volta che si ha proprio la possibilità di visitare questa città. Insieme a Andrea e Gabriele raccontiamo allora l'emozione di trovarsi per la prima volta nella capitale d'Italia. È stato molto bello perché non c'ero mai stato e ho visto posti molto belli come la Basilica di San Paolo, che era molto bella, anche come ci ha parlato il frate Cappuccino. E di questa giornata che cosa ti porti a casa? Un'emozione molto bella perché ovviamente ho visto per la prima volta Roma e poi anche le camere sono state sono molto belle con i miei amici e credo che ci divertiremo molto. Ecco, Andrea parlava anche della parte che riguarderà poi la sistemazione qui in questo camping. È una struttura anche molto giovane, vedete anche un movimento di ragazzi attorno a noi, ci sono anche quelli che non vedete perché sono dietro la telecamera. Gabriele arriva appunto da Chiavari, dalla parrocchia di San Giovanni Battista. Intanto una prima emozione di questa giornata a Roma. Sì, è una grandissima emozione anche perché Roma è stupenda. Mi ha colpito soprattutto la Basilica di San Paolo, è bella anche la città, il Tevere, sono riuscita anche a vedere il Vaticano da lontano col pullman. Questa sera ci sarà poi il pernottamento in questa struttura, speriamo senza troppo caos. No, sicuramente silenziosi, 9:30 a letto. Va bene, lo ha garantito in diretta, vedremo se sarà veramente così. Il programma di questa sera alle 21:30 l'incontro con Don Toni Drazza, assistente nazionale del settore giovani dell'Azione Cattolica Italiana. Ci ha raggiunti il nostro vescovo Alberto, domani insieme a lui la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro all'altare della cattedra, poi l'incontro con il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Vaticana, e Monsignor Guido Marini, cerimoniere di Papa Francesco. Vi racconteremo ancora tutto questo nella giornata di domani. Da Roma è tutto, linea allo studio. Bene, grazie Don Luca. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale e andiamo in Irlanda per parlare del viaggio del Papa. Il prossimo incontro mondiale delle famiglie sarà a Roma nel 2021. L'annuncio al termine della messa celebrata da Francesco al Phoenix Park di Dublino, alla presenza di circa 300.000 persone. Francesco ha chiesto perdono per gli abusi da parte dei membri della Chiesa e per quanti hanno gettato un velo di silenzio sul dolore di tante persone. La sintesi nel servizio. È sulla spianata del Phoenix Park di Dublino, dinanzi a migliaia di famiglie presenti, che la visita di Papa Francesco in Irlanda vive il suo momento culminante. In quello stesso parco, tra i più grandi d'Europa, 39 anni fa aveva celebrato Giovanni Paolo II. Francesco si rivolge ai fedeli presenti che con gioia danno testimonianza della loro fede e durante l'atto penitenziale pronuncia la richiesta di perdono per gli abusi commessi nella nazione da parte dei membri del clero. Pedimos perdón por las veces che come Iglesia Chiediamo perdono per le volte in cui, come Chiesa, non abbiamo offerto ai sopravvissuti di qualsiasi tipo di abuso compassione, ricerca di giustizia e di verità, con azioni concrete. Pedimos perdón.
Nell'omelia il Papa ricorda che ogni nuovo giorno della vita delle nostre famiglie e ogni generazione porta con sé la promessa di una nuova Pentecoste, una Pentecoste domestica nella quale Gesù manda come consolatore lo Spirito Santo che ci dà coraggio. Il mandato che il Papa affida alle famiglie convenute per questo nono incontro mondiale è quello a loro volta di diventare fonte di incoraggiamento per gli altri. Come uno dei frutti di questa celebrazione della vita familiare, possiate tornare alle vostre case e diventare fonte di incoraggiamento per le altre, per condividere con loro le parole di vita eterna di Gesù. Il Papa parla del mistero della fedeltà di Cristo alla Chiesa, della testimonianza delle famiglie cristiane che hanno il potere di infrangere ogni barriera per riconciliare il mondo con Dio, una sfida paragonabile a quella che dovettero affrontare i primi missionari irlandesi come San Colombano in un'epoca di decadenza culturale. Quindi il mandato conclusivo. Possa questa nostra celebrazione confermare ciascuno di voi, genitori e nonni, bambini e giovani, uomini e donne, frati e suore, contemplativi e missionari, diaconi, sacerdoti e vescovi, nel condividere la gioia del Vangelo. Si è aperta una settimana importante per Genova, alle prese questa mattina con i primi veri disagi per il traffico nella zona tra San Pierdarena e Sestri Ponente. Oggi pomeriggio è stato fatto il punto della situazione con il sindaco di Genova e il presidente della regione. Sentiamo. Si apre una settimana decisiva per la messa in sicurezza di quel che resta del ponte Morandi a Genova. In attesa che Autostrade presenti il piano d'azione che dovrà indicare i tempi e i modi della demolizione, il giorno ultimo è venerdì, anche se potrebbe farlo prima, domani a Genova è atteso il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che prima parteciperà ai lavori della struttura commissariale, farà poi un sopralluogo a Certosa e parteciperà alla riunione convocata per mezzogiorno in prefettura, alla quale porterà il suo saluto l'arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco. Per ringraziare tutte le forze che hanno operato nella prima fase dell'emergenza, che direi è riconosciuta da tutti come in questa immane tragedia un esempio di come si lavora come sistema di protezione civile, e quindi faremo questa giornata con lui, capiremo se la prima ordinanza firmata ha tutta l'efficacia che vogliamo rispetto agli interventi che il sindaco e il commissario stanno mettendo in atto, se c'è bisogno di riaggiornare qualche cosa in termini di deroghe, soprattutto alle normative attuali, per cercare di affinare al meglio gli interventi che stiamo facendo. Intanto quella di oggi è stata una giornata di disagi sulle strade di Genova, in particolare sul nodo di Sestri Ponente, per il primo lunedì il rientro delle ferie dopo il crollo del ponte. Code si sono registrate a Bolzaneto, in uscita dal casello autostradale, e sulla viabilità cittadina, e criticità a Borzoli, unico sbocco per la Valpolcevero da Ponente. Intanto il sindaco di Genova ha firmato un'ordinanza che ha ridefinito il perimetro della zona rosso attorno a ciò che resta del ponte Morandi, per consentire ai dipendenti di alcune aziende, in particolare di quelli della palazzina uffici di Ansaldo Energia, che riaprirà così domani, di ritornare al più presto al lavoro. Al momento resta inaccessibile la restante parte di Certosa, sulla quale incombono le strutture a rischio crollo. Non possiamo far andare nessuno nella zona rossa, altrimenti non sarebbe una zona rossa. Però ci stiamo impegnando a trovare una soluzione e io sono convinto che riusciremo a farcela nei prossimi giorni. Ovviamente dobbiamo rispettare le condizioni di sicurezza che ci sono state suggerite dal personale tecnico. Il Comune di Genova dà la possibilità ai privati che hanno subito danni in seguito al crollo del ponte Morandi di segnalarli attraverso un apposito modulo. I modelli sono disponibili sul sito del Comune di Genova, su quello di Regione Liguria e ai punti informativi del Centro Civico Buranello e della Scuola Caffaro di Via Gaz 3. Dovranno essere presentati entro giovedì 13 settembre, consegnandoli a mano presso i punti informativi oppure tramite posta raccomandata indirizzata al Comune di Genova o ancora tramite PEC, la posta certificata. La presentazione delle domande è necessaria per accedere ad eventuali benefici, anche se non ne fornisce la totale garanzia. È già tempo di primi bilanci per la stagione estiva 2018. Gli operatori del Tigullio sono concordi nel dire che in questi mesi si è registrata una piccola flessione rispetto agli ultimi 3 anni. Facciamo il punto nel servizio.
È scattato il controesodo dei turisti dalla Liguria. Per gli alberghi inizia il calo di fine agosto, con la speranza però di un settembre con tanto sole, lavoro e un elevato numero di presenze. Secondo Aldo Verdine, degli albergatori del Levante, per l'estate di quest'anno si confermerà il calo rispetto al 2017. A giugno, ricorda Verdin, ci sono stati solo 8 giorni di sole. Un trend ribadito anche dalle interviste che abbiamo realizzato nelle scorse settimane a Chiavari, Rapallo e Sestri Levante. In questi giorni siamo stati a Moneglia. Si è visto un po' più di calo rispetto alla stagione scorsa nei giorni, diciamo, della settimana, soprattutto giugno e luglio, anche perché il tempo non è stato buono come l'anno scorso, però non ci lamentiamo, dai, la stagione comunque sta proseguendo bene, agosto ottimo, bel clima e tanta gente. C'è un calo di presenze a lungo termine, mentre c'è un aumento del mordi e fuggi, quindi la gente che purtroppo è costretta a prendere il treno la mattina e tornare a casa la sera. È un dato che è comune sostanzialmente a molte località, quindi ci preoccupa fino a un certo punto, lavoriamo ovviamente per prolungare la stagione. Ancora scarsa la circolazione veicolare sulla rete autostradale ligure, racconta il comandante della stradale di Chiavari, Massimo Barletta. Ci si aspettava un traffico più sostenuto, per fortuna non c'è stato. L'impressione è che la situazione di timore legata al crollo del ponte Morandi di Genova abbia cambiato i piani delle ripartenze, preferendo altri orari o strade, con una diluizione quindi del controesodo. Tanti infine gli stranieri che hanno scelto il Tigullio come meta per le ferie. La maggior parte sono poi turisti di nazionalità tedesca o comunque svizzera, ma stiamo notando anche un aumento dei turisti francesi. Abbiamo anche una piccola fetta di turisti, diciamo, provenienti dalla penisola scandinava. Ci sono diversi alberghi o comunque tour operator qua a Moneglia che cercano di lavorare, di presentarsi nelle fiere anche per questi turisti che sono, insomma, di buon livello. Dopo 4 anni di servizio a Chiavari, il comandante della compagnia dei carabinieri Michele Lastella sarà trasferito. Il maggiore lascerà la città a metà settembre, destinazione il nucleo investigativo di Cagliari. Questa mattina il sindaco Marco Di Capua lo ha incontrato per portargli saluti e ringraziamenti da parte di tutta l'amministrazione. In questi 14 mesi di mandato, scrive Di Capua in una nota, abbiamo avuto modo di lavorare in sinergia per il bene di Chiavari e nell'interesse dei cittadini. Maggiori dettagli in una conferenza stampa che sarà convocata nei prossimi giorni. I carabinieri di Zoagli hanno denunciato 3 minori residenti a Rapallo per concorso in danneggiamento. I ragazzi sono stati sorpresi nella stazione ferroviaria di Zoagli mentre imbrattavano con delle bombolette spray un vagone del treno regionale da Sestri Levante a Savona. Il materiale è stato sequestrato. Un uomo sui 50 anni è caduto questa mattina in una scarpata nella zona del Monte Bue in Val d'Aveto. A dare l'allarme alcune persone che hanno assistito alla scena. L'uomo è scivolato per una decina di metri. Sul posto i militi della Croce Rossa di Santo Stefano d'Aveto, ma per recuperare il ferito, considerata anche la zona impervia nella quale è accaduto l'incidente, è stato necessario l'intervento dell'elicottero e vedete proprio le riprese che fanno riferimento all'episodio di oggi. Meno gravi del previsto per fortuna le condizioni dell'uomo portato in codice giallo al San Martino di Genova. Andiamo ora a Sestri Levante, dove sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica dello stadio Sivori. Il Comune ha finanziato l'intervento con 500.000 euro, di cui 364.000 per il terreno da gioco. Il cambio di manto consentirà all'Unione Sportiva Sestri Levante, che nel 2019 festeggerà il centenario, di indirizzare in un'unica sede l'intera attività del settore giovanile. Sentiamo. Diciamo che questo può essere un po' un regalo di compleanno alla società che l'anno prossimo compie i suoi 100 anni. Quanto è stata la spesa? Che cosa sono i lavori che sono stati fatti? La spesa complessiva per noi, amministrazione comunale, è di 500.000 euro. Abbiamo acceso un mutuo grazie al credito sportivo a tasso zero. La spesa sui lavori è circa 360.000 euro, gli altri sono spese a disposizione per IVA, progettazione, omologazione eccetera. Con il ribasso d'asta del 22% sono avanzati in circa 100.000 euro che in accordo appunto con la società utilizzeremo per migliorare ulteriormente tutta la struttura, sia come efficientamento energetico, l'illuminazione, spogliatoi, insomma continueremo a spendere nella struttura questo avanzo che c'è stato. Si è scelto di rivolgersi a una ditta specializzata nel settore, il manto completamente in sintetico garantirà una durata e una tenuta nel tempo.
Il manto in sintetico senz'altro ha dei vantaggi perché può essere utilizzato tutti i giorni, H24, 7 giorni alla settimana, per tutto l'anno. Ovviamente ecco, questo amplia, diciamo, le possibilità di utilizzo da parte della società sportiva, che ha un'attività, diciamo, anche comprensoriale, anche a parte l'aspetto ludico, anche un aspetto sociale. Ci sono 200 bambini che frequentano, diciamo, il settore giovanile. I lavori ormai sono addirittura di arrivo, quando l'impianto verrà consegnato ufficialmente alla società e alla città? I lavori verranno consegnati, presumo, entro la fine di questo mese. Poi ci sarà la fase dell'omologazione. Devo dire che c'è stato un grande impegno da parte dei nostri uffici tecnici di ragioneria, dei tecnici esterni con grande professionalità, anche un grande impegno della società sportiva, che ringrazio veramente tutti questi soggetti che sono stati impegnati in questa fase. Sono ai blocchi di partenza a Rapallo i lavori di restauro e messa in sicurezza del prospetto del Palazzo Comunale, quello che dà su Piazza delle Nazioni. Un intervento di sicurezza e tutela dell'edificio. L'installazione dei ponteggi è prevista per mercoledì. I lavori saranno poi realizzati con la supervisione della Sovrintendenza Archeologica delle Belle Arti di Genova. Riprenderanno mercoledì anche le operazioni di rifacimento di marciapiedi e asfalti in varie zone della città, a partire da Via del Carmelo. Proseguono poi gli interventi di pulizia e manutenzione della rete bianca cittadina. E non è tutto, nel mese di settembre, fa sapere l'amministrazione, saranno attivati altri 3 cantieri. In programma i lavori di riqualificazione di Piazza Molfino, la pavimentazione di Via Torre Civica e la realizzazione del marciapiede di collegamento tra l'ospedale e il cimitero di San Pietro di Novella. E il sindaco di Rapallo ha emesso un'ordinanza di interruzione del traffico per tutte le categorie di veicoli in via Sotto la Croce, nelle vicinanze del Civico 22, dove da oggi e sino al 14 settembre sarà aperto un cantiere per lavori di consolidamento strutturale. La fascia oraria degli interventi è compresa tra le 7:30 e le 18, sono esclusi i festivi. Cambiamo argomento. Fedele alla tradizione, il lascito cuneo di Calvari non ha mancato di portare il proprio contributo all'Expo Fontana Buona, che è prossima all'apertura. Lo ha fatto allestendo ben 4 mostre con la collaborazione della Proloco e dei Cavalieri dell'Asino d'Oro. Siamo andati a visitarle. Anteprima di Expo al lascito cuneo di Calvari, un viaggio attraverso 4 mostre per riscoprire la vena artistica della Fontana Buona. Quadri, elaborati grafici e sculture saranno allestiti fino a domenica nelle sale del museo. La prima è l'esposizione di pittura di Giacomo Mauro Giuffra, 22 opere più le 14 formelle di un originale Via Crucis. Il titolo, Impressioni di remote gioie e sofferenze, attinge dalla biografia dell'artista. La mia è una vita solitaria, da una vita romana. Sono stato a Roma per 17 anni, sono ritornato qui, come dicono i latini, ab ovo, ho ricominciato tutto da capo. E allora se voglio vivere, convivo con le persone. Nel giardino del lascito cuneo c'è anche la mostra di sculture di Mirko Solari, animali e personaggi ricavati con una piccola motosega da grandi tronchi d'albero. Ci sono i primi lavori, gli animali, e poi sono passato a fare dei volti. È lì dove ho sentito la necessità di trasmettere le mie emozioni. Ho capito che con i volti potevo trasmettere molte più emozioni che con gli animali. Al primo piano dell'edificio sono esposti gli elaborati di 43 studenti dell'Università di Architettura che hanno avanzato diverse proposte per lo sviluppo della Fontana Buona, mentre nei fondi del lascito c'è la mostra di 16 artisti locali che hanno rappresentato scorci caratteristici, paesaggi e attività della vallata. È prolifica dal punto di vista artistico la Val Fontana Buona? Spero di sì, perché c'è un momento, anticamente abbiamo sempre fatto tonnellato pittorico. Io ho sempre fatto insieme con Renato Lagomarsino, che è diciamo il fototum di tutte queste manifestazioni, e ci siamo trovati a un certo punto di ricominciare, perché la Fontana Buona è ricca di opere e ricca a un certo momento anche di pittori. Le mostre saranno aperte al pubblico dalle 16 alle 21 fino a mercoledì, mentre da giovedì 30 e fino a domenica 2 settembre seguiranno gli orari dell'Expo di Calvari. E ATP intensificherà le corse dirette in Fontana Buona in occasione dell'Expo. Dal 30 agosto al 2 settembre saranno effettuate 2 corse serali aggiuntive. Una corriera partirà da Calvari alle 22:30, passerà da Carasco Centro alle 22:40 e arriverà alla stazione ferroviaria di Chiavari alle 22:50. Un secondo mezzo partirà da Calvari alle 23:30 e arriverà in stazione a Chiavari alle 23:50. Il biglietto singolo costerà €1,80 come da tariffe in vigore.
Saranno celebrati domani alle 16 nella chiesa di San Martino di Zoagli i funerali di Luigi Santini, pittore molto conosciuto in paese. Si è spento nella sua abitazione zoagliese all'età di 86 anni. Era nato il 1° aprile del 32 a Pieve di Campi, frazione di Albareto, in provincia di Parma. Si era trasferito a Zoagli con il fratello. È stato allievo del maestro Ulderico Giovacchini, pittore di Firenze, che gli ha trasmesso la passione per quest'arte, con la quale esprimeva anche la sua grande fede. Lascia la moglie Renata, i figli Paolo ed Emanuela con le rispettive famiglie. Anche per il prossimo anno i comitati locali della Croce Rossa Italiana di Chiavari, Cicagna, Cogorno, Moconesi e Riva Trigoso ripropongono il progetto di servizio civile Giovani Insieme. Le iscrizioni per poter partecipare alle selezioni si chiudono alle ore 18 di venerdì 28 settembre. Possono partecipare i ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Tutta la documentazione va presentata al comitato della Croce Rossa Italiana di Cogorno, aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace per vedere tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani e poi ci ritroviamo con lo sport. Appuntamenti in agenda per martedì 28 agosto. Casa Carbone a Lavagna a partire dalle 19 apre le sue porte per un aperitivo in giardino. Per l'occasione sarà possibile visitare la storica dimora rimasta come sospesa nel tempo dai mosaici ai dipinti, dagli attrezzi da cucina agli arredi, dagli orologi alle riviste ancora appoggiate sul tavolo nel salone. Sempre a Lavagna, sul lungomare Labonia, sarà possibile visitare il Mercatino dei Creativi a partire dalle 19. L'iniziativa è organizzata dal CIV Sapore di Mare. Prosegue la rassegna Notti tra le note con un nuovo appuntamento di musica sotto le stelle. Sul Sagrato del Curlo a Levi sarà presentato lo spettacolo Open Stage con Alberto Bo, voce e chitarra, e Franco Trabucco al piano, l'inizio alle 21:15. Torna a Chiavari la rassegna Chiavari in Jazz con 3 giorni di grande musica in compagnia di artisti internazionali. Ad esibirsi Alessio Menconi alla chitarra, Massimiliano Rolf contrabbasso, Ruben Bellavia alla batteria. L'inizio alle 21:30 in Piazza Fenice. Ed infine, in occasione del 16° Festival Internazionale di Valle Cristi a Rapallo, sarà presentato lo spettacolo In viaggio con Rossini e Paganini, opera buffa da camera, scritta, musicata e interpretata da Luigi Maio. Appuntamento alle 21:30 al Teatro Auditorium delle Clarisse. Lo sport dunque, iniziamo dal calcio, prosegue il cammino della Lavagnese nella Coppa Italia di Serie D. Ieri al Riboli i bianconeri hanno battuto gli avversari del Ligorna 3-2. Ad aprire le marcature per i padroni di casa Di Pietro al 15°, al 33° il raddoppio di Simone Basso. Nel secondo tempo, al 66° il Ligorna accorcia le distanze con Valenti. Al 73° la rete del 3-1 che porta la firma di Saccà. Infine all'86° su calcio di rigore il Ligorna segna con Miello il definitivo 3-2. Turno amaro invece per il Sestri Levante che sabato ha perso in casa contro la Fezzanese. Nello scontro diretto i corsari sono stati eliminati 4-2 nonostante l'iniziale vantaggio dovuto alla rete segnata da Mancosu al 19°. Il giocatore del Sestri Levante ha poi segnato una seconda rete al 42°, ma non è bastato per arginare l'avanzata degli avversari. Edoardo Stocchino ha vinto ancora una volta l'Open Water Grand Prix di Fina, la cui ultima tappa si è svolta in Macedonia. L'atleta di San Salvatore di Cogorno, in forza nuotatori genovesi e Fiamme Oro, si è aggiudicato la Coppa del Mondo per gare di nuoto in acque libere superiori ai 10 km. Il 31enne aveva già vinto il trofeo nel 2016. Dedico la vittoria a Genova, ha detto al termine della competizione. Vorrei far sentire a tutte le persone coinvolte la mia vicinanza. Infine Lucrezia Rossettin del Circolo Golf e Tennis di Rapallo ha vinto la 65esima edizione del Trofeo del Tigullio. Circa 130 i giocatori provenienti da tutta Italia che si sono dati battaglia per 3 giorni giocando su un campo che nonostante una stagione con picchi di caldo record si è presentato in ottime condizioni. La giovane, nata nel 2003, è la portacolori di un team femminile di alto livello che ha piazzato ben 5 giocatrici nei primi 12 posti del trofeo. Dunque un risultato prestigioso che premia il lavoro del team dei maestri del golf Rapallo, in particolare il responsabile Luigi Figari.
Nella classifica maschile al primo posto Leonardo Novella, portacolori del Golf Club Verona, e molto apprezzata è stata la presenza di Zibi Boniek, popolare calciatore degli anni '80 che ha seguito in qualità di caddy il giovane nipote tesserato per il Golf Club Marco Simone di Roma. Con questa notizia di sport si conclude il nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione torna domani alle 12:45 con il TG13. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.